Lo scudetto resta il sogno di Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, intervistato a Radio Kiss Kiss, racconta: lo scudetto è il sogno di tutti, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti tutti insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino al fondo per l'obiettivo. E su Sarri Insigne spiega: a tutti dispiace che Sarri sia andato alla Juventus, ma è una sua scelta, ora cercheremo di batterlo. A me e agli altri ha dato tanto. Io faccio tanti auguri alla nuova dirigenza del Milan e spero che faccia meglio di quella che abbiamo avuto invece negli ultimi 2 anni. Non è che mi manca qualcosa, adesso con il Monza ho riempito un vuoto che era quello di pensare alla domenica, oggi giochiamo anche a calcio, però diciamo che io sono sempre da piccolo, quando mi abbassavo per entrare senza pagare il biglietto di fianco a mio padre all'Arena di Milano dove giocava il Milan, sono sempre rimasto e sono un milanista. Il Monza è un'altra avventura e spero di poter fare qualcosa di buono anche in generale per il calcio italiano. Un 2019 travagliato che era cominciato con ben altre aspettative, quello di Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari non ha ancora vinto una gara quest'anno e qualcuno pensa possa ripetere la stagione 2014, in cui su Red Bull non riuscì mai a salire sul gradino più alto del podio. Le due cose non sono paragonabili perché parliamo di tanto tempo fa e sono due situazioni completamente differenti, ha spiegato il ferrarista ai microfoni di Autosport. In particolare Vettel sottolinea come si sia trattato di episodi. Se guardiamo alle gare fatte, spesso sarebbero potute andare meglio per noi e non trovo giusto giudicare il singolo episodio, ha proseguito. Non sono preoccupato, so che posso fare meglio e non vedo l'ora di correre in Germania, ha spiegato il pilota tedesco. La prima giornata di finali ai mondiali di scherma a Budapest 2019 regala un bronzo all'Italia. È quello di Luca Cudatoli, al suo primo podio di dato a livello assoluto, dopo una carriera giovanile ricca di soddisfazioni. Lo sciabolatore napoletano incanta il Sima Center con la sua scherma di grinta, energia e tecnica e si ferma soltanto in semifinale al cospetto di un O formato Superman, già giustiziere di Luigi Samela agli ottavi di finale e vincitore dell'oro sull'ungherese Satamadi. Per Cudatoli, però, c'è soltanto da festeggiare. Festeggiamo, ci andiamo a prendere questo bellissimo terzo posto, adesso non parliamo più di cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare, sono contentissimo, sicuramente. Eliminati nei 16esimi di finale Aldo Montano ed Enrico Berré, sconfitti dall'ungherese Ghemesi e dal rumeno Dolniceanu. Per Montano una sconfitta di una sola stoccata ricca di polemiche per un paio di botte dubbie. Nella spada femminile, altra gara di giornata, Alberta Santuccio è la migliore delle italiane con il suo 16° posto. Fu nelle 32 e 17esima alla fine Madana Varria, che cede così il titolo di campionessa del mondo conquistato a Vichy. Eliminata nel primo assalto di giornata Rossella Fiammingo, che chiude al 34° posto.